ha citato anche i nomi, dica quello che è successo, non tiri in ballo chi non aveva alcuna responsabilità, perché neppure coinvolto nelle procedure amministrative che riguardavano il comune di Zoppola. Allora, lei continua a negare le responsabilità su un progetto sbagliato in partenza. Ma lei non è sbagliato. Io l'opinione. Il progetto della provincia, Comunque nessuno ha mai attribuito alla provincia la responsabilità dello stralcio del mezzo osso di cane, mi scusi. Abbiamo chiesto alla provincia assieme alla regione di esercitare le loro pressioni, la loro azione, diciamo, di moral suasion nei confronti dell'ANAS per rivedere questo progetto. Tutto lì. Posso dire non avete voluto farlo perché ne faccio un esempio, ma giusto per chiudere un esempio procedurale, no, ma solo procedurale. Se la regione dà la delegazione amministrativa alla provincia di realizzare una strada, la provincia fa il progetto e poi lo consegna alla regione. A quel punto si interrompe il rapporto amministrativo tra regione e provincia e continua il rapporto invece tra il gestore, quindi la regione, dove deve realizzare la strada, parlando con i comuni per esempio. E la stessa identica cosa è successo per questo pezzo di strada. La provincia era il progettista che consegna il progetto all'ANAS. Da quel momento, ma se vuole, abbiamo qui anche un bel faldone con tutta la corrispondenza e la documentazione. Lo tiriamo fuori, lo vediamo insomma. E vediamo se dal 2003, cioè dal luglio, giorno in cui viene approvato, noi l'abbiamo consegnato prima, poi ritirato avanti nel 2003, anno in cui l'ANAS fa proprio il progetto e passa alla fase appropriativa e esecutiva, c'è una sola lettera, non dico documento ufficiale, una sola lettera indirizzata dall'ANAS o dai due comuni di Fiume Veneto e di Zoppola alla provincia di Pordenone. Tutta l'interlocuzione si fa tra regione, ANAS oppure Ministero delle Infrastrutture e i due comuni. Tant'è vero che sull'osso di cane il comune di Fiume Veneto, contrario allo stralcio, scrive una lettera all'ANAS in cui dice: cara ANAS, guarda che lo stralcio è stato chiesto da Zoppola, ma io sono contrario. Al tempo il sindaco era Borlina, sindaco di Fiume Veneto. Non scrive alla provincia perché non c'entrava nulla, scrive cioè a chi deve realizzare la strada. L'ANAS mica viene a chiedere a me: scusa, cambia il progetto se devo fare un progetto su una strada provinciale. Sono affari miei. Io, un progettista, prendo il progetto e lo realizzo. Era compito delle amministrazioni comunali che hanno gli strumenti per poter valutare, giudicare e bloccare, farlo prima. È stata una sua scelta. Non discuto sul fatto che lei sia favorevole o contrario, che abbia ragione o torto. Dico che proceduralmente è stato il comune di Zoppola a ottenere o a chiedere quello stralcio. E se il progetto non piaceva, era compito vostro intervenire prima, non aspettare un lustro prima di mettere in atto strumenti che potevano modificare quel progetto. Tra l'altro non quello della provincia, perché poi l'ANAS l'ha modificato un sacco di volte. Allora, chiudiamo questa parte qua che forse è la meno interessante, perché parte dibatte sulle responsabilità. Va bene, però fondamentale è anche capire come uscirne adesso. Penso che i cittadini vogliono capire un attimo come si riesce a saltare fuori. Allora, la proposta di Zoppola qual è? Prima io ho fatto una domanda relativa alle bugie, non ho ancora capito quali sono le bugie di cui io mi sarei reso colpevole. Al bar. Rilevo peraltro che io sono stato accusato, mi ricordo addirittura le locandine di giornali, di ritardare i lavori sulla Pontebana. Io avrei ritardato i lavori sulla Pontebana, quando paradossalmente semmai è vero il contrario, perché con i soldi recuperati nel mezzo osso di cane non realizzato hanno realizzato altre opere che altrimenti avrebbero dovuto attendere perché venissero finanziate. Quali? No, lo so, lo chiede all'ANAS. No, lei afferma, lo dice lei, lo deve affermare lei. Se dice una cosa deve essere cosciente di quello che dice. Si è stralciato un'opera, i soldi di quell'opera sono stati impiegati nel calderone complessivo. Non si sa dove. Non si sa dove. Non si sa dove, nel allora, calderone complessivo. A quell'epoca se vi rileggete... Lì ci sono dentro 30 milioni di euro, non so neanche io dove li abbiano spesi. Se vi ricordate i titoli dei giornali all'epoca segnalavano in continuazione carenza di fondi. Mancano 8 milioni, mancano 10 milioni. Il fatto è adesso come procedere, cioè che soluzioni tirare fuori. Allora ci diano i soldi per la progettazione e ci pensiamo noi. Ma chi deve tirare fuori? La provincia. Scusate, perché prima siamo arrivati alla presa in giro. Allora, a partire fra 2009 e 2010 abbiamo perso qualcosa come 7 o 8 mesi
a discutere di quel progetto anzi di quei progetti che la provincia benevolmente si era degnata di far partorire allo studio Eng e Team, no? Per risolvere il problema. Tra l'altro c'era anche qualche soluzione veramente interessante, una in particolare che coinvolgendo i privati nella realizzazione avrebbe permesso di valorizzare tutta l'area, ma poi è stato cassato perché prima ci hanno mostrato, ci hanno ingolosito, poi ci hanno detto che no, che era troppo costoso, che non andava bene. La stessa ANAS ha prospettato delle soluzioni, un sottopasso parallelo al mezzo osso di cane già realizzato, poi ci hanno detto che no, che quello costava troppo o non andava più bene. Alla fine per 4 o 5 volte ci è stato inviato sempre lo stesso progetto che è quello che ha illustrato prima Ciriani, cioè il mezzo osso di cane in sopraelevata, che comunque escludeva via Risera, che però comprendeva anche un qualcosa che nel progetto originario non c'era e che è stato presentato all'epoca come l'uovo di Colombo, e cioè una stradina che passa sull'area privata, sull'area del bingo, e via dicendo, per collegare il mezzo osso di cane sopraelevata con la via Risera, che è quella via che adiacente al bingo e all'altro fabbricato. A un certo punto, siccome noi ritenevamo questa soluzione inadeguata, anche perché una pendenza dell'8% sicuramente non sarebbe percorribile da tutti, siamo stati sfidati a proporre qualcosa di alternativo. Ebbene, in pochi giorni, in fretta e furia, oltretutto sfruttando l'intuizione non di un tecnico ma di un idraulico, abbiamo partorito una proposta alternativa che avrebbe avuto il pregio, fra l'altro, di costare qualcosa come il 10 o fra il 10 o il 20% in meno, seguendo lo stesso capitolato utilizzato da Eng per il progetto della provincia, e che avrebbe evitato di spendere ulteriori soldi. Non sappiamo quanto costerebbe una strada sulla proprietà del bingo, del bingordo, che dovrebbe correre lungo il margine del Meduna e quindi comporterebbe anche il consolidamento del margine stesso, ma comunque rendeva inutile quella parte di spesa, e per il solo manufatto prevedeva un costo inferiore dal 10 al 20%. È stato sprezzantemente accantonato quel progetto, e a mezzo stampa, perché non c'era neanche scritto, a mezzo stampa ci hanno detto che avrebbero proceduto fregandosi di Zoppola, commissariando il progetto, e che quindi le cose sarebbero state risolte alla faccia di Zoppola. Oggi, 2 anni dopo, ci vengono a dire no, che tutto dipende da Zoppola. Quindi mette con un evidente, un esplicito ricatto, no? Perché Zoppola dice di no, e allora Zoppola sarà l'agonia, però intanto si sfilano i 3,6 milioni e si destina a qualcosa che nel frattempo si è ritenuto magari più interessante e più utile. Ma questo è anche abbastanza logico, perché basta appunto seguire la logica dell'assessore Riccardi, che ha detto papale che su quel tratto di strada, una volta realizzata la circolazione sud, resterà soltanto il traffico locale, per cui quindi evidentemente quel tratto di strada con tutto l'ingabbiamento delle attività minori che nel frattempo sono anche morte, tutte le ricadute che ha avuto, è stato inutile. Il nuovo ponte è inutile, quindi perché spendere altri 3,6 milioni per il mezzo osso di cane? Li sfiliamo con i fessacchiotti di Zoppola e li destiniamo ad altri usi. Questa mi pare in soldoni e in parole semplici la prospettiva. Private per far passare un cavalcavia a tutto scapito degli abitanti, che non è che con le case che ne sa benissimo il Fabbro, non è che non sono abitate quelle case lì, sono abitate e sono perfettamente funzionali. Cioè non si può fare un progetto da parte del privato dove vengono demolite 2 abitazioni. C'erano 2 ipotesi, mi scusi. C'erano 2 ipotesi. C'era quella che aggirava le case e con gli stessi accorgimenti previsti dal sovrappasso progettato dalle province avrebbe protetto le case, e quando recentemente un immobiliarista mi ha prospettato che quelle case erano in vendita, a maggior ragione sono state acquistate e sono abitate queste case. In ogni caso la prima versione l'hanno messo in vendita quando è venuto fuori lei con è valida
Quella è la verità. E costa, per quanto riguarda il solo manufatto, dal 10 al 20% in meno. E passa sopra una zona commerciale esistente con un fabbricato in essere, sopra la zona commerciale, auto VIP, automobili. Nessun problema, Come perché no? non comportava nessun Come? esproprio. Ma sopra la zona comportava commerciale nessun dove? esproprio. Ma dai. Perché il comune di Zopola delibera anche per conto del comune di Fiume Veneto a questa possibilità. Questa È l'ipotesi. fortissimo. Scusate, il Fiume Veneto non ha fatto la stessa cosa nei nostri confronti, con un osso di cane che è stato concepito soltanto in funzione di Fiume Veneto. L'osso di cane è stato concepito soltanto in funzione di Fiume Veneto, dimenticandosi delle esigenze di Zopola. E per il 98% non è venuto a intralciare i suoi lavori. ricade in territorio di Fiume Zopola. Veneto ha soltanto deliberato per quello che a lui spettava, ma non è andato ad invadere la competenza del comune di Zopola. Questo volevo dire io. Mentre lei nel suo progetto, che adesso sbandiera Ha fatto una proposta, alla luce di tutti, è andato a deliberare anche sul comune di Fiume Veneto, perché passa sopra la sede della VIP Auto VIP Come il progetto passa il territorio di Zopola. e poi si è accorto dell'errore. E cosa ha fatto lei? Ha detto: abbiamo modificato un'altra volta il nostro progetto. Modificato perché? Perché era stato fatto evidentemente all'inizio senza pensarci, e successivamente poi è ritornato sui suoi passi e ha detto: beh sì, lo abbiamo modificato perché? Perché si era accorto di aver combinato una gran castroneria. Cosa abbiamo modificato, mi scusi? Io questo Cosa abbiamo modificato? ho qua le delibere, qua, le sue. Guardi che qua si parla soltanto con gli atti, non con le chiacchiere. Qua sono. C'è Qua. anche su internet. C'è la seconda proposta che nasceva dalla prospettiva che si aveva dato l'immobiliarista, che diceva che quelle due vecchie case erano in vendita. Quelli lì le ha fatte povero perché le ha messe in vendita. Dopo che lei ha fatto un progetto alternativo. Perché per sono questo esondabili, per quello le ha messe in vendita. Che poi sì, Dica signore, la verità. si informi bene Dica la verità. e dovrebbe andare a interpellare i suoi concittadini prima di fare delle scelte. Metterò in vendita anche la concessionaria automobili a questo punto, dato che vuol far passare Non sopra le creava nessun danno, non le creava Ah nessun no, danno. tagliava la concessionaria. Ecco qua. stiamo La costruendo superficialità con cui fa le cose con con il progetto di Fiume Veneto, c'è una gru, stiamo costruendo su quel punto l'anfabbricato dove vuol far passare la sua strada. E le sue promesse sulle